Benvenuti in questo nuovo video, continuazione del precedente, credo. Qui c'è il contenuto della Degustabox, vi ho appena registrato quel pezzo di video per chiudere il vlog precedente. Devo mettere via questa roba, sono le 21:33, devo ancora andare a lavarmi. Qui ho 2 pacchi Shein e mi è arrivato un gatto. Io non so, continuano ad arrivarmi i gatti e non capisco. Che comoda che è quella scatolina. Pepe? Ciao. Che bello! Vabbè, niente, dai, questo è quanto. E benvenuti in questo nuovo vlog che inizia così. Mi apro questi 2 pacchi, poi vado a lavarmi e noi ci rivediamo molto probabilmente domani, che sarà sabato, domani pomeriggio. Intanto vi saluto. Oggi, sabato. Oggi ho avuto un intoppo al lavoro. Erano circa le 8:20 così. Ero là seduta tranquilla, cioè non avevo fatto nessuno sforzo, niente. Mi è partito un sangue di naso. Ma, cioè, che poi a me non fa fatica a fermarsi. Cioè, chi si ferma magari anche subito, a me ci sta un po'. Devo stargli tanto dietro per farlo fermare. Fatto sta che mi è partito sto sangue di naso. Mamma mia. Sono stata 2 ore a fermarlo. Circa un'ora e mezza, dai. Un'ora e mezza. Tra mettere il naso sotto l'acqua fredda, gelida, perché quella lì che abbiamo lì in ufficio è gelida. Poi ho messo anche il ghiaccio su tutta la parte fino a qua. Da qua a qua tutto ghiaccio. Non so perché mi fa la pelle lucidissima, che non è così lucida. Fatto sta che... Ah, c'è Franz. Fatto sta che ho avuto tutto sto sanguinamento molto importante. Per fortuna, essendo sabato, comunque non c'è tanto lavoro e non c'è stato tanto lavoro. E quindi me la sono cavata lo stesso. Mamma mia. È stato un po' un incubo, perché poi ti viene anche un po' di preoccupazione, perché vedi che non si ferma e ti fai prendere un attimino dall'ansia. Mamma mia. Comunque si è fermato a quanto pare, sto cercando di non fare sbalzi, di non abbassarmi e alzarmi di colpo, eccetera, perché so che sono a rischio adesso, devo stare un po' attenta. Ho avuto un sangue di naso ma veramente... E non si fermava. E quindi sono stata, io credo, un'oretta così, tenendo schiacciato qua e cercando di bloccarlo, insomma. Così è. Ok, quindi oggi partiamo. Mi scaldo la pasta e ci sentiamo dopo. Vi volevo dare questo aggiornamento. Allora, siamo arrivati. Non vi ho detto che saremmo partiti, ma non vi ho detto dove saremmo andati. Jesolo. Oh, c'è anche lo stendino. C'è anche lo stendino. È là dietro la tenda. Allora vi faccio vedere la stanza. È tipo una... è enorme. Allora, ingresso porta... Aspetta. Corridoio. Ok. Ecco qua. Questa è la camera 260, è una matrimoniale deluxe, quindi ci sono 2 stanze, diciamo. Qui sulla destra c'è una prima stanza con il matrimoniale e niente, semplicemente scrivania, frigobar e TV, quindi questa è la prima stanza, finestrata, e questa dà sulla via qua sotto che va verso la spiaggia, sull'accesso al mare. Che è il 10° accesso al mare. Questo è l'Hotel Villa Sorriso, dove siamo già stati. Sì, siamo già stati qua a luglio, ma ci eravamo già stati negli anni precedenti. E questo è invece andando verso sinistra rispetto all'ingresso, quindi c'è qualcuno che non so cosa sta facendo, sta studiando i cartelli. No, vabbè, il posto delle valigie e ho acceso tutte le luci che ma non serve. L'ho dovuta accendere perché era buio, per forza c'erano le tapparelle giù. Quindi letto, questa è la stanza principale, TV bella grande, devo dire. Bella grande. Qui finestra, balconcino privato,
perché al primo piano sono tutti comunicanti, nel senso che c'è il muretto, ma sono comunicanti sullo stesso pianerottolo. Invece questi qua sono divisi, qua in mezzo è vuoto, sotto c'è gente. E siamo proprio qua, sulla spiaggia, fronte mare. Vi dirò che io non sapevo quale stanza, cioè chiaramente non si sa mai quale stanza ti arriva. E pensavo addirittura, quando ci ha detto 260, pensavo che fosse una stanza interna, quindi neanche la vista mare, invece è vista mare. Bene, il bagno, mi stavo dimenticando del bagno finestrato, e questa è una bellissima cosa. Ecco, questo è il bagno, lavandino, specchio gigante, tutti gli asciugamani, bidet. Se ben vi ricordate, nella stanza nella quale eravamo stati a luglio non c'era il bidet. Qui invece c'è il bidet, c'è questo tavolinetto con i vari set cortesie eccetera, finestrella, questo è il finestrato e dà sul cortile, cioè sull'accesso al mare, quindi di là c'è il mare, di là c'è via Bafile. Ecco qua. E niente, water, doccia e via, e qua c'è lo specchio, lì, questo è l'ingresso e quella è l'altra stanza. Questo è tutto, terrazzino, carino dai, e sicuramente è un po' più pulito rispetto alle terrazzine giù di sotto. Fa strano essere qua in questa stagione che non fa per niente caldo star qua di fuori, comunque di qua stanno ristrutturando. E di qua non abbiamo nessuno perché noi siamo in una camera all'angolo. Questa volta la prenotazione mi è andata bene. Che bello. Il mare è calmissimo. Bello. Dagli scorsi video, dai boschi e dalla neve al mare. Sì, bisogna variare un po' un attimino ogni tanto, no? Qui c'è ancora il cordone di sabbia, però tra un po' inizieranno a spianare. Che poi da questa finestra si vede la ruota panoramica. Adesso usciamo un po'. Allora, cena fatta, vediamo la ruota bella illuminata, qua siamo in piazza Brescia. Siamo andati a cena qui, ristorante pizzeria Abbazia, e non è male, zona piazza Brescia, sì, infatti è qua vicino. Non è male come posto qua a Jesolo. Purtroppo il ristorante, quello che ci piace, è chiuso al momento perché di solito apre in stagione, o perlomeno apre, io credo che aprirà tra un mesetto forse, o a maggio, però al momento è chiuso, insomma. Freddo, andiamo mai. Qua compriamo casa. Compriamo casa, ma sì, da sicuro. Questo. Che bello. E niente, ci facciamo un giretto. C'è da dire che ho fatto bene a portare il piumino perché è freschetto. In realtà io mi sarei messa anche un altro maglione un po' più grosso sopra. Io avrei portato il piumone invernale da casa. Ma questo è il piumone? No, il piumone d'oca questo. No, il piumone è proprio quello del letto. Quello... Sì. No, comunque per fortuna l'ho preso perché freschino. Poi qua sì, c'è l'aria del mare, quindi prevedibile. E niente, domani ci sarà la sfilata dei carri di carnevale, anche se voi questo video lo starete guardando tardissimo. Comunque per noi domani, che sarà il 9 di marzo, ci sarà la sfilata dei carri, e come ogni anno siamo venuti qua giù, però questa volta il sabato, già il sabato, perché poi la domenica entrare a Jesolo già è problematico di suo, in più domani ci saranno i trattori che trasportano i carri e intasano tutta la strada, quindi quest'anno preventivamente ho prenotato in hotel e siamo arrivati di sabato. E boh, insomma, adesso andiamo a passeggiare, a smaltire. Prendi il giornale. Che giornale devo Prendi prendere? il giornale. Dove? Che tela per ragni. Ma che era? Io devo ancora capire se quello è un ragno o una formica, sinceramente. È un ragno. E per me è una formica invece. È un ragno. Guarda le zampe come sono. Sì. Se guardi le zampe sì, è un ragno.
Adesso, però la testa guarda che da formica, Ora, formica o ragno? Formica. No. È una formica. Una formica ragno. È una formica ragno. Ragno Atena, è un ragno. Ma è una formica. È un tricerato. Non è un ragno, è una formica. Se avete sentito il ragazzo è un triceratopo. L'ha detto apposta perché ha visto che stavo filmando. Che sto filmando, quindi l'ha detto apposta. Vabbè, un po' trafficato qua la situation. Oh, là c'è l'hotel, quello con la piscina sul tetto. L'hotel Colombo. Franz lo adora. Ha il terrore. Sotto ci sono le camere, sopra c'è l'acqua. Mamma mia. Vabbè, dai. Quando ha preparato i bidoni per domani? Comunque, per venire qua io ho scelto un look sportivo. Sì, ho deciso di vestirmi con leggings e poi mi sono presa 2 tute, in realtà una tuta e via. Questa volta ho deciso di non mettere roba troppo stretta, jeans troppo stretti, tutto molto comodo, perché alla fine mi trovo meglio. Ormai i leggings li uso tutti i giorni, anche andare a lavorare mi trovo benissimo, tutti i leggings di Shein e io li sto adorando, sia per andare al lavoro che per andare a camminare, sono perfetti. Poi probabilmente con la stagione più calda non saranno così comodi perché forse suderò un po' troppo. Ah no, stavo dicendo, domani ci sarà la sfilata dei carri e la nostra gelateria è chiusa. È tutto chiuso. Ristorante chiuso, gelateria chiusa, no! Uffa! E stavo dicendo appunto che domani poi verrà la mia amica da Venezia, è riuscita a combinare con i biglietti con l'autobus e verrà qua a Jesolo, così passeremo qualche ora insieme, anche lontano da casa, insomma, ci troviamo qua giù, visto che lei abita a Venezia, è 1 ora e mezza circa da qua con le corriere e via. Wow, che bella macchina! Hai visto che carrozzeria che ha? Ah sì, il colore. Il colore, sì. Sono quelli che piacciono. Che bella! Solo a noi La durano voglio. poco. Che ti devi fare per Allora, io ho visto cosa mi piace e quindi adesso la prossima macchina, quando sarò ricca, cioè mai, la vorrei così. Però olografica. Sì, perché no, così verde-blu no. Olografica. Quella aveva 4 colori, aveva verde, Sì, blu, viola e misto, e sì, misto sì. verde. Sì, è un misto. Che luce che c'è qua. Troppa luce, ragazzi. Che poi ho notato che non è estate e come si chiamano, i negozi tengono le porte spalancate. Oh, ma ho appena visto una ragazza con i pantaloni, non si vede da qua, con i glitter, no, non so cos'erano, brillavano, i jeans tutti brillantinosi, che belli. Adesso voglio anche dei jeans tutti brillantinosi. La macchina, i jeans. E poi conto infinito, certo, un appartamento qua al mare, o non proprio qua, magari un altro posto di mare anche con un mare un po' più bello di questo, ecco, perché questo non è il massimo, ci accontentiamo. 2 o 3 schiavi Comunque, con la frusta sopra. no, 2 o 3 schiavi no. Comunque sono qua che ho il terrore che mi venga di nuovo sangue di naso e ogni volta che sento un po' colare sono là che controllo che non sia sangue. Ho il terrore di soffiare il naso, tra l'altro. Quelle ridono da sole, bene. E via. E via. Bene, vi saluto e a domani. Oh, io esco un po'. Ma c'è gente.